Buonasera a tutti, siamo in Crastazza del Tepilora e sul parco che è stata una bella iniziativa organizzata dalla socioculturale di Achimus, finalmente, qualcuno che valorizza questo luogo, cioè è vero che ha fatto foreste aperte, però Achimus è sempre sensibile a valorizzare il bene di Saida e questo non solo di Saida di Vizi ma di tante vite che sono intorno che anche in parte del suo parco, però di questo parco qualche cosa tocca a valorizzare Gallo de Pruso. Oggi è un'iniziativa che hanno piccato, come non li spiegano i responsabili appunto di Achimus e non si spiegano veramente di che si tratta, ma già ischimo dal suo manifesto che si tratta di un'iniziativa che permette di godere di tutto la bellezza, la nuscos o a sapere cose che non si sappano in altri luoghi, quindi rarità. Insomma, a chi non le spiega come dai suo presidente, dai Giorgio e poi andiamo a fare pure in Giancarlo. Quindi Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. E in che consiste questa iniziativa? Spiegala un po' come inizia. L'iniziativa proprio in poche parole consiste certo, chiaramente la valorizzazione del parco. E noi abbiamo pensato, naturalmente come progetto del parco di Tepilora, praticamente di portare la gente alla scoperta sia delle pietre, che comunque sono delle pietre che noi abbiamo fatto l'iniziativa per i bambini chiamata proprio Animali fantastici e dove trovarli. Fantastici, più che fantastici, magari fantasiosi, nel senso che ognuno vede una pietra e la interpreta un po' a maniera sua. Tra queste ce ne sono già alcune che sono state individuate, che poi magari vi spiega meglio anche Giancarlo, che le conosce molto meglio più di me, che ci circola qui in zona. E niente, questo è quello che noi abbiamo cercato di farlo. In più poi mettiamo a disposizione i prodotti del territorio dove cerchiamo di farli degustare alle persone che comunque vengono a trovarci, a farci visita all'interno del parco. Ecco, come un gruppo in escursione a pedale è già partito, e che percorso ha che ne? Allora, un gruppo è già partito alle 9:30, percorso specifico non ti so dire adesso dove arrivano, ma ti posso dire che vanno comunque nella zona verso il laghetto, dove c'è la voliera, dove erano allevate le aquile del Bonelli. Poi ora di preciso ecco i punti particolari lo sanno loro perché sono loro gli esperti. Ci avvaliamo di loro anche per quello. Francesco Carzedda. È un'escursione comunque, ecco, come Giancarlo poi ve lo spiega lui in tutti i casi, è un'escursione sensoriale alla riscoperta dei sensi, diciamo, dove si va lì, si cerca di sia l'olfatto, comunque il gusto verrà dopo magari, la vista, l'udito, ecco. È quello che comunque la gente riesce a percepire all'interno di queste zone particolari del parco dove comunque li vengono accompagnati. Ecco Giancarlo, questo animale che si chiamato fantastico, e spiega dei che si tratta. Fantastico, Sprita, che è una cosa veramente particolare. Siamo in un parco dove comunque circola a vento e abba. Su vento e abba hanno modellato tantissime spretas. Siamo nella zona granitosa, come tenete in Sardegna, no? Sardegna granitosa, no? Che su granito beste diciamo un pacchetto in tutto e metà spreta sono state scolpite proprio dai suoi tempi. Quindi picchiamo su spizzinos appunto a sviluppare un pacchetto di fantasia, no? Dei suoi spizzinos. Quindi andiamo a vedere a crocchede, andiamo a vedere a elefantello, andiamo a vedere un dinosauro che è stupata del mese del suo bus che vede questa conca del dinosauro, è bella. Chiaramente è una questione di fantasia. È chiaro che se uno pensa di sapere i dinosauri no, che indubbiamente no, però sono pretre veramente i scolpiti che danno proprio il senso di questo animale e in più poi batta tante altre sprete che però per girare tutto non deve bastare una via, capito? Però oggi che è appunto una via promozionale del suo parco lo spieghiamo a vedere una spacca di questa spreta, poi se uno vuole tornare e fa un giro per mano, come la stessa cosa che abbiamo scritto su scuola, oggi abbiamo un giro minore giusto per comprendere che non è fare un giro che su scuola sul parco, poi se uno vuole tornare anche te giro metà prolunga, addirittura dai no che si potete arrivare che su scuola viene a mare, quindi a sua posata viene a mare, che areni già che un'escursione pure a Scanosca, abbiamo a Scanosca o Scagliac e poi tornare in desecolo viene a no, ma è un'escursione già che dura una dia, capito? Quindi bisogna dire se ha disponibilità di uno a fare questo tipo di esperienza.
Vino a escursione che non fa che ne oggi a livello sensoriale, questa è una escursione viene abbastanza relativamente corta, che non è su andare dai nocche ai nocche, ma è dai nocche ai nocche per manneti appunto a ponere in funzione tutto quanto so senso in modo da godere appieno su questo parco, tutto lo profumo, tutto lo suono che bisogna in su parco. Colores, sono colori, pare tutti uguali, ma non sono tutti quanti uguali, quindi se non che pone su po' di sucro, come si suol dire, e diamo diversi colori, viene a subire, non è tutto quanto uguale. Okay, quindi questa escursione di serviti appunto a non fare ischittare il senso e a sviluppare poi scoprire cose nuove che solo camminando magari non riusciamo a percepire. E che sono poco tornare a Salibra del Mialino Pira, che Mialino è da proprio del suo tempo del suo arrasto e della sua vista e del suo parco, insomma, e non che in questo parco batta proprio ervas che comunicano tramite l'arrasto, non solo sono visibili ma anche in teneri, insomma sono arrasto potenti che trasmettono appunto a chi è scolano. Queste cose bisogna sviluppare un pacchetto venosa su Corveggio, bisogna delle schittare, non un pacco su Corveggio, se tu hai colla veloce, sì è vero che percepi scarichinosco, però non ischi manco dei test, invece ti ha che notare che conosco questa della menta, quella della salvia, quella della mele delle donne, eccetera, bello abitua su che abitua a conca su Corveggio allo percepire di una piccola sassola che non si è guidata. Cioè, è un parco quindi che comunica senza sua, poi appunto questa dessa spretta è pure valorizzata, arrivando in occhio, le strade da chi può arrivare è sprena di menire, di bettile, insomma, che sono stati scolliti e posti. La spretta è vino simbolo di questo parco. La spretta è in tutto, no? Beh, io che sono in Itaino che canni assessore in bici e non che nulla, siamo il Veneto che non si narai a questo è su Bolognese, viene su nome di Tepilora è stato perdito e ti sei su Bolognese che l'hai comprato in Bolognese e da qui e poi l'ha comprato la regione e cedito al suo comune. Quindi in che questo luogo è in grado di contare un'istoria a chi è eniti a luidere, insomma, ne usufruire. Contare storia, metti storia pure, addirittura oggi è battuto questa escursione che non fa che non che va con la tevena a Pezzinia e che sti spiegare e scontarne conto, ecco per il testo una escursione particolare che accusta scontarne conto dei canniti Pezzina minore che stiate in questo loco di nocchi, quindi ha tanta storia da contare, quindi questa escursione serve di vino a anche vetture assente a su chi ti questo loco prima e a su chi è ancora non era fatto. Questa iniziativa ha intenzione di tornare a ripetere, a tirare via, già? Allora, questo dipende poi dal suo parco, il parco torna a fare il bando e non affida a caricare il progetto, noi siamo come associazione siamo sempre disponibili a trovare a fare, che non è un problema, ormai l'organizzazione è abbastanza, diciamo, oliata a via, scomprese, quindi siamo là che tranquillamente, potremo raccogliere un sacco assente, che tutto bicchiere bene, no, che sono benvenuti, abbiamo mandato una campagna pubblicitaria abbastanza buona, abbiamo informato il giornale, la televisione, insomma tutto lo social, tutto lo che abbiamo poi divulgare, è un bello pacchetto per gente che abbiamo fatto questa escursione. La gente sente che abbiamo fatto l'escursione che si scuola, come aspettiamo che arriva il sospizzino, si può spiegare per già queste escursioni pure, e lo spieghiamo rapidamente su questa specie. Questo appuntamento di cui funziona, fino a che non sono ripetiti, che uno la prestata di pruso, lui già si è dato un appuntamento insieme a te, a Nova hanno a questo appuntamento del suo parco. Già dalle foreste che abbiamo fatto su Mattesi, escursione minore che sono scuola, poi abbiamo saputo comunque richiesta di Michele che la gente resta passata, da me io voglio girare dei prusi in questo parco, lui che io conosco dei prusi, voglio andare proprio prusi a funno, perché io ischire e te tutto batta che non cantuno, ma se queste cose non c'è di prossima escursione sapete, chi vuole tornare sul laghetto, chi vuole tornare a Sabessalino, chi vuole tornare a Cascata de Sigliorà, insomma batta tanto spunto in dove la gente può tornare a fare l'escursione, ma in anni viene a schizoni no, che della guardiania, che è quello non si dice biciclettieri, motociclisti, macchine, scamper, la gente che si accampa di no, cioè sul parco è già cominciano a essere frequentato fino a
viene a vedere, ecco, quindi su passaparola poi dopo vado sempre detto tu, noi nella telefonata sempre dai Cagliari, sempre dai Sassari, va bene un gruppo che non lo può almeno dai Cagliari oggi. Quindi la gente si muove, si fa un'accoglienza pure comunque adeguata, per il dare un certo tipo di servizio e di accoglienza. Come ti hai trovato di arrivare in Ocche e come ti arrivano già il dasa sul caffè che sono certo, possono già berti di Annasa che manco non si immaginiamo. Adesso è un caffè che sono biscotto che però è il suo modo di accogliere noi si sente. Ecco, poi batto una valorizzazione, comunque capisco che viene su 28, anche una iniziativa, anche questa iniziativa di Endurage, praticamente in Soscarderi e anche in questa gara che è una gara particolare, insomma, su benefere del succado, in misurata, su tretto che si ha e così via, però a questo chi batta non sente di più a questo tipo di appuntamenti, insomma. È un appuntamento particolare, però intanto questa pure è un'attrazione. Torna via e provata. Certo. E poi vi tornate, e ne va tutta la gente pure, capisco che è una cosa che andrà bene che è venuta. Il passaparola funziona. Bene, bene. E tanno abbiamo buoni profeti e immenso avanzamento, come in realtà, possono suonare di questa occasione. Bene, bene. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Buon saluto a BCTV, adios, a me sorridere.